Ciao, sono Paolo Viola. Sono qui piacevolmente a invitarvi ad un evento che è Sport in Festa, che si svolgerà al Cittafiera il giorno 29 luglio e 5 agosto. Questo riguarda un festeggiamento a dei giocatori di pallacanestro friulani che hanno lasciato un certo segno nella pallacanestro non solo friulana ma nazionale. Allora, la carriera di Paolo Viola è cominciata cestisticamente parlando nel 1963-64, per caso, perché c'era una leva della Virtus di Udine che aveva lasciato dei dépliant nelle scuole, dicevano che chi fosse interessato a giocare a pallacanestro poteva venire alla Virtus. Io avevo 3 mesi che non facevo altro, che non facevo niente, non altro. Sono iscritto, mi è piaciuta la pallacanestro, quindi ho cominciato a giocare a pallacanestro. Non tanto giovane, per quello che è attuale, a 14-15 anni. Ho cominciato al settore allievi, il primo allenatore è stato Paolo Monte, poi l'anno dopo è arrivato Giuseppe Garano e lì ho cominciato a giocare seriamente, diciamo. Ho fatto anni allievo, juniores alla Virtus, l'ultimo anno che ho 18-19 anni ho fatto sia Serie C che juniores. A 19 anni, finiti le superiori a Marinelli, e ci tengo, dove abbiamo vinto qualche torneo studentesco, sono passato all'Oransoda di Cantù. Lì ho giocato 4 anni, con vari nomi, Oransoda, Pallacanestro Cantù, Forst. Dopo quelli 3 anni alla Fortitudo a Bologna e gli ultimi 2 anni alla Snaidero, la vecchia Snaidero, dove ho terminato la mia carriera nel 1977. Nel frattempo ho continuato gli studi universitari, eccetera, eccetera. Sì, sono friulano puro sangue, di genitori, che mio padre era di Rivignano, mia madre di Castellerio, esattamente. Io sono nato per caso a Cave del Predil, quindi nelle montagne. Il mio primo sport è stato lo sci. Pallacanestro mi è piaciuta, mi sono trovato bene, posso dire bene in tutti i posti dove ho giocato, particolarmente bene a Bologna e chiaramente a Udine, perché è la mia città, dove ho vissuto praticamente la maggioranza della mia vita. Quando ho smesso di giocare a pallacanestro ho intrapreso completamente un'altra attività, un'attività da ingegnere, ho lavorato per varie aziende importanti in Friuli e adesso ho ripreso un po' i contatti con la pallacanestro più per passione personale, soprattutto rivolta verso i giovani. Sì, sono stato nazionale in varie situazioni, le 2 situazioni in cui veramente mi sono divertito e ho apprezzato cosa vuol dire essere in una nazionale, è stata ai campionati juniores europei a Vigo nel 68, dove i miei compagni di squadra erano Briviera, Meneghin, Giomo, Meneghel, Bertolotti, dove abbiamo perso una partita per causa nostra contro la Jugoslavia di vari Simonovic, Slavnic, Jelovac e Solman. Siamo arrivati terzi, è stata un'ottima soddisfazione in tutti i casi. Altra soddisfazione, 1974, che abbiamo vinto i campionati mondiali militari a Fort Myer, negli Stati Uniti, sede dei Marines, e siamo riusciti a vincere questa finale. Nel 1974 penso che sia stato il primo mondiale vinto da una squadra nazionale. Poi ho partecipato a varie squadre sperimentali di nazionali, giochi nel Mediterraneo, Universiadi e tutto il resto. Questa foto è della Snaidero 1975-76, dove abbiamo guadagnato la missione alla Coppa Corac, stata disputata l'anno seguente. Penso il migliore risultato della Snaidero. I giocatori che vedete qua, alcuni sono riconoscibili, sono passati parecchi anni, alcuni no. Ve li dico in ordine, cominciando dall'alto,
Stefano Andreani, Bob Fleischer, Gigi Cagnazzo, Claudio Malagoli, Daniele Milani, Walter Vidale, Giorgio Giomo, Paolo Viola, Giampiero Savio, Paolo Pressacco. È stata una grande soddisfazione perché arrivare in Coppa Corac vincendo una partita di un punto contro l'Onestà di Milano di quella volta abbiamo conquistato un risultato, penso, importante. Quando c'era un solo americano, c'era solo una Serie A, non c'era 1-2, quindi abbiamo combattuto contro le corazzate del tempo, che erano le solite Simmental, Cantù, Virtus, Ignis e company. Siamo riusciti a ottenere un risultato, penso, storico. Mi aspetto chiaramente molto numerosi alla Città Fiera.